No all'odio e all'indifferenza da una citazione di Liliana Segre. È stato questo il tema della giornata della memoria che si è svolta ieri presso il Teatro San Francesco a Favara, giunto alla sua quarta edizione e organizzata dall'Istituto Studi e Ricerca Calogero Marrone e dall'ANPI di Favara, che ha visto il coinvolgimento delle scuole favaresi. Vogliamo ricordare il giorno della memoria perché è importante che le nuove generazioni soprattutto conoscano questa parte della storia del Novecento, che è stata sicuramente una delle più brutte pagine, piena di odio, di rancori, di stermini, di uccisioni. Non c'era da parte di chi all'epoca il fascismo e il nazismo governavano l'Italia e la Germania, ma l'intera Europa poi era afflitta da questo grande malanno. Allora da alcuni anni con l'ANPI abbiamo detto dobbiamo fare qualcosa perché le nuove generazioni conoscano gli orrori della guerra, perché non abbiano più a ripetersi, e quest'anno abbiamo voluto ricordare come figura cardine di questo impegno una persona, una donna che si è battuta negli ultimi 30 anni per riportare la sua esperienza di vita vissuta all'interno del campo di concentramento di Auschwitz. Parliamo di Liliana Segre, le sue parole no all'odio e no alla indifferenza sono state le parole che ci hanno permesso di condurre questa iniziativa pedagogica. Si è finita la quarta edizione, già come dicevate poco fa sul palco si pensa alla quinta. Assolutamente sì, perché è un'esperienza ormai non solo consolidata ma splendida e meravigliosa per la partecipazione dei ragazzi, ma per i messaggi che i ragazzi diamo e che si danno, e che vogliamo che questo non succeda mai più, e per questo noi lo leghiamo anche alle vicende attuali. Non è pensabile che una donna come Liliana Segre sia costretta a 92 anni ad avere la scorta perché c'è qualche delinquente che ancora pensa di tornare indietro nella storia, ma non succederà mai più.